Non si placano le polemiche al comune Marinaro dopo il rimpasto in giunta di alcuni dei suoi assessori. A far tremare nuovamente il governo Empedoclino la nomina dell'architetto Petix, che ha suscitato vibranti polemiche e prese di posizioni dei partiti e movimenti. Nei giorni scorsi era stato il partito della Lega con il circolo Salvini Premier che aveva espresso in modo chiaro e netto la totale estraneità a far parte della giunta, considerando tale esperienza fallimentare, mentre lo stesso Petix, in foto insieme ad altri con la bandiera della Lega, giurava come assessore. La nota della Lega continuava che Petix era entrato in giunta come professionista e tecnico del suo settore, non in nome e per conto della Lega. Oggi pubblichiamo una nota stampa del Movimento 5 Stelle del circolo di Casteltermini che dichiara di voler prendere le distanze dal sindaco Ida Carmina. Giudichiamo le ultime modifiche della Giunta completamente inopportune, incompatibili con i valori ed i principi del movimento. Le ultime scelte del sindaco con la nomina di Petix hanno arrecato profondo imbarazzo al gruppo del Movimento 5 Stelle di Casteltermini, vicino a posizioni politiche avverse al movimento e padre dell'ex vice sindaco della precedente amministrazione, in aperta opposizione al nostro gruppo. Chiediamo, dicono i firmatari della nota del Comune montano, che il sindaco Carmina si assuma la responsabilità di fronte agli iscritti, autosospendendosi dal movimento finché rimarrà alla guida dell'amministrazione. Il sindaco Carmina, forte della fiducia ritrovata in Consiglio Comunale, frutto certamente di nuovi equilibri politici, continua a svolgere il suo gravoso compito che gli empedoclini gli hanno affidato, occupandosi delle tante emergenze della città.